territorio in cui nasce Prosecco Doc è costellato da migliaia di ville che furono costruite nei secoli di dominio della Repubblica di Venezia. Si tratta di un patrimonio culturale, architettonico e paesaggistico unico al mondo. Oggi attraversiamo da nord a sud la provincia di Padova per visitare due delle ville più rappresentative di questa zona, Villa Contarini a Piazzola sul Brenta e Castello Cini a Monselice. L'imponente e scenografica Villa Contarini, costruita su progetto di Andrea Palladio, è una delle più importanti e sfarzose di tutto il Veneto. Ognuna delle sue 144 stanze è una sorpresa. Alessandro, quali sono le stanze più rappresentative di Villa Contarini? L'auditorio, che è questa, la sala nella quale ci troviamo, molto bella. La biblioteca, molto importante perché conserva ancora i libri antichi che erano stati raccolti dagli antichi proprietari, la sala degli specchi, che è molto particolare, la galleria delle conchiglie, la sala da ballo e la sala dell'altalena. Una cosa interessante da dire sulla villa di Piazzola è che la villa è sempre stata attribuita ad Andrea Palladio, ma non c'erano prove certissime che fosse stato Palladio effettivamente il progettista della villa. In anni molto recenti in Inghilterra sono stati scoperti degli disegni e quindi è estremamente probabile che la parte originaria dell'edificio, che è quella corrispondente alla zona dell'auditorio nella quale ci troviamo, sia stata effettivamente progettata da allora un giovane Andrea Palladio, emergente architetto. Lasciamo Piazzola sul Brenta e ci dirigiamo verso Monselice, attraversando le alture che si trovano a sud di Padova, i Colli Euganei. Anche su queste colline sono presenti numerose ville, come Villa dei Vescovi, che era un tempo residenza estiva dei Vescovi di Padova. Villa Barbarigo, con i suoi giardini monumentali, o la più modesta ma storicamente importantissima casa di Francesco Petrarca, che qui trascorse gli ultimi anni della sua vita. A Castello Cini ci attende Francesca, che conosce ogni angolo di questa imponente costruzione. Francesca, la sala d'armi di Castello Cini, ma cosa racconta questo luogo? Questo luogo ci racconta il lavoro dell'ultimo proprietario, il conte Vittorio Cini. Aveva ereditato un castello dalla nonna, un castello abbandonato da più di 100 anni, quindi ridà vita alla struttura restaurandolo e poi acquista tutti gli oggetti, compresi questi dell'armeria, per ricreare qualcosa di reale all'interno del suo castello. Quindi entrando nelle varie parti è come ritornare indietro nel tempo. Abbiamo il salone d'onore, abbiamo il cortile veneziano, una cucina medievale completa di tutto punto e soprattutto il fiore all'occhiello del nostro castello sono i camini carraresi di metà 1300 circa che si trovano solo in questo castello. Questo è un castello che ha avuto tantissimi momenti di passaggio. È nato tra la fine dell'anno 1000 e inizi del 1100 come un baluardo di difesa, ma dal 1405, quindi dall'avvento della Repubblica di Venezia, abbiamo avuto una famiglia in particolare, una famiglia nobile, i Marcello, che fanno cambiare completamente l'uso di questo castello. Da un baluardo di difesa passiamo ad avere una villa di campagna, una villa estiva, quindi passa da un baluardo a villa e quindi cambia anche molto spesso il nome. Diventa Castello di Difesa, Ca' Marcello durante la Serenissima, Castello Cini nel Novecento e poi Castello di Monselice ai giorni nostri. Francesca, grazie per averci fatto scoprire questo luogo incantato che è il Castello di Monselice. Prendiamo insieme con un calice di Prosecco Doc Rosé. Grazie di tutto.